Primi classificati gli allievi del centro di formazione ENAIP Veneto di Verona che si aggiudicano l'ambito premio di 30.000 euro al concorso regionale EBIRFOP con il progetto Remind Baby Safe. Il nostro metodo di lavoro, che ormai adottiamo da alcuni anni a questa parte, si basa sul cooperative learning, cioè l'apprendimento cooperativo, attraverso il quale gli allievi possono imparare lavorando assieme e soprattutto affrontando problemi pratici. Questa metodologia implica un confronto tra allievi e formatori, durante il quale emerge, diciamo così, una idea progettuale da portare avanti, e poi chiaramente tutto ciò implica un'integrazione con le imprese del territorio che aiutano noi formatori e soprattutto gli allievi a portare a termine i loro prodotti. Scopriamo dagli studenti come funziona il dispositivo Remind Baby Safe e l'innovatività dello stesso. Questo prodotto viene posto nel seggiolino del bambino. Questo cuscino ha un sensore di pressione al suo interno, dove quando il neonato viene posto sopra invia un segnale al portachiavi, che è annesso alle nostre chiavi della macchina. Quando il genitore supera una certa distanza con il portachiavi dal cuscino, emette una luce, un suono e delle vibrazioni. Questo per evitare la dimenticanza del neonato all'interno della macchina. L'originalità di questo prodotto è che non è legato all'automobile, ma ce lo portiamo sempre appresso. È connesso con le chiavi dell'automobile e non un'applicazione telefonica, perché il telefono possiamo dimenticarcelo a casa. Noi ci siamo occupati della parte del confezionamento del prodotto e abbiamo creato dei file al PC e lo abbiamo realizzato. Inizialmente siamo partiti con 2 progetti, cioè 2 packaging del prodotto, e dopodiché le terze hanno deciso di scegliere uno dei 2 packaging. Alla fine del prodotto, o meglio del prototipo, è stato presentato al concorso. Assieme ad altre 2 aziende, la Data Edge e l'Electronic Design, abbiamo attivamente contribuito allo sviluppo di questo progetto in cooperazione con l'ENAIP, perché crediamo molto nella formazione dei ragazzi sullo sviluppo dell'elettronica, delle nuove tecnologie. Le iscrizioni ai percorsi formativi per il prossimo anno di ENAIP chiuderanno il 22 febbraio. Per maggiori informazioni visitate il sito enaip.veneto.it.